presentazione della Vigor con il neopresidente Claudio Danieluzzi. Dunque, Presidente, si era vociferato magari anche di una vostra rinuncia alla prima squadra, invece insomma il corso degli eventi vi ha portato ad essere pronti e schierati per disputare questa terza categoria, magari anche con qualche ambizione. Diciamo che l'intento è quello di fare un campionato discreto. Il fatto iniziale di non fare la prima squadra era stato parlato, discusso, però ci sono stati dei sopravventi a livello di allenatori, in quanto hanno detto partiamo dalla terza e facciamo un bel campionato e possiamo fare un bel campionato. Allora a questo punto un po' il gruppo, io personalmente e tutti i collaboratori hanno deciso di fare questa scelta, insomma. Una società che, ricordiamo, insomma, viene da parecchie difficoltà. Lo scorso anno un penultimo posto, dopo veramente una stagione travagliata. Quest'anno da che cosa si riparte? Partire quest'anno abbiamo detto di ripartire o di cercare di partire cercando di fare del nostro meglio. Il gruppo è un gruppo nuovo, ci sono dei genitori reputo affidabili, vediamo, gli errori sicuramente andranno fatti, ma mi auguro che siano errori marginali, insomma, questo è quello che spero. Ecco, Vigor che non è ovviamente solo terza categoria. Abbiamo tutte le squadre come le abbiamo fatte l'anno scorso, abbiamo molto probabilmente un giovanissimi regionali che l'anno scorso è stato un quarto posto, perciò penso che l'entusiasmo sicuramente del settore giovanile è una cosa abbastanza che interessa alla società, perché l'interesse più grande è rivolto a questo non toglie né a juniores né a prima squadra di dare un occhio, insomma. Il paese come sta rispondendo? Io dico che in questo momento ho cercato di parlare con alcune persone, con diverse persone in questo periodo. Sono stato abbastanza appoggiato per quanto riguarda il discorso della persona, mi hanno tutti elogiato, mi hanno detto vai che sicuramente riuscirai a far bene, e sotto l'aspetto finanziario adesso andremo a toccare un punto che mi auguro, con qualcuno l'ho già fatto, mi auguro sia propositivo. Non è facile ripartire dopo una cocente delusione per la retrocessione dalla seconda. Però la società ha detto no, non chiediamo il ripescaggio, ripartiamo dalla terza con i nostri giovani. Abbiamo portato anche dei ragazzi che io già conoscevo e allenavo in Friuli, ragazzi che sono arrivati dall'Orcenico, dallo Zoppola, dal Corba, e sono venuti volentieri in quanto sapevano che lavorando con me si sarebbero divertiti, e spero di ripartire e portare questa società, non dico da subito, però già in seconda il prossimo anno. Una terza categoria che al momento attuale non si sa veramente come verrà formata, visto che c'è un risicato numero di iscrizioni e di questi giorni, insomma, 3 ripescaggi che ridurranno ancora più il plotone delle avversarie. È sempre un problema, diciamo, che si presenta ogni anno per quanto riguarda la terza categoria. Siamo ormai alla frutta, perché abbiamo visto che ci sono le categorie di amatori che stanno ormai prendendo piede dappertutto, e tanti giovani pur di non avere problemi vanno con queste squadre e si allenano poco e preferiscono a una terza categoria una squadra di amatori. Certo che se dovremmo, diciamo, allargare questa terza categoria, che potrebbe essere Treviso, che potrebbe essere Venezia, è una bella spesa anche per la società. Però io spero che diciamo Venezia o Mestre, non so se non sbaglio a dire il nome giusto, decida magari di farci lavorare con il Friuli,
che forse avendo le squadre come Zoppola, Purigliese, Orcenicono, Castellana, tante altre società che sono qua vicine, sarebbe forse l'ideale unirci con loro.